È il secondo anno consecutivo che l'Isuzu Cerea ci accoglie e come dirigenza della società e come giocatrici stesse, nonostante queste cambino nel corso degli anni, hanno questa estrema sensibilità nei confronti della nostra associazione e dei suoi fini istituzionali. Chiaramente la cosa ci auguriamo prosegua nel tempo, per noi è motivo di lustro, anche perché è l'unica sponsorizzazione in Italia che dura tutto il tempo dell'anno a favore di un'associazione di volontariato. Parlo ovviamente dell'AIL. Radio RCS trasmetterà e continua a trasmettere chiaramente tutta la stagione di Marmilanza, sia le partite casalinghe che le partite esterne, quindi è un grande avvenimento dove Radio RCS si sta confermando veramente la radio leader di tutta la pallavolo veronese. Abbiamo tanto consenso, tanto pubblico, tanti ascoltatori e abbiamo sposato questo progetto che continua ormai da 5 anni con le trasmissioni di Tutto Volley Verona condotto dal sottoscritto e poi le dirette di Marmilanza e appunto aggiungiamo anche quella di Verona Volley femminile. Le padrone di casa dell'Isuzu Cerea, in maglia bianca con inserti rossoneri, giocano con Paola Martina alzatrice, Alessia Mazzi opposto, il capitano Roberta Zampieri e Marica Kemmel schiacciatrici, Camilla Adamoli e Laura Zambetti centrali, Irene Michelini libero. Il primo allenatore è Simone Pollini, il secondo Luca Strain. Le ospiti dell'AIP Olivieri Antares in maglia bianca nel primo set alla vostra sinistra, guidate da Greca Pillitu, schierano Elena Galtarossa alzatrice, il capitano Lisa Ambrosini opposto, Mariana Cristanelli e Cristina Ballardin schiacciatrici, Fabiana Brutti e Silvia Fondriest centrali, Francesca Lo Sapio libero. L'equilibrio iniziale è spezzato dal primo break dell'incontro, messo a segno dall'Antares che dal 6-5 per Cerea si porta al comando sul 10-6, grazie a una serie di ottime difese, muri e contrattacchi vincenti con le centrali Fondriest e Brutti in grande evidenza. Paola Martin si affida spesso alla forte banda Zampieri, che però trova la decisa opposizione del muro avversario. Le ospiti, più regolari in ricezione e maggiormente efficaci a muro e in difesa, dilagano sul 18-9. Accanto alla micidiale Brutti e all'ottima Fondriest si mettono in luce in attacco anche Ambrosini e Cristanelli. Il Cerea stente in ricezione, ma sul 21-12 per l'Antares produce una straordinaria quanto inattesa rimonta, a suon di contrattacchi e muri vincenti con la centrale Zambetti splendida protagonista. La veemente reazione delle ceretane riapre il set sul 21-20 per l'Antares, che però resta lucido, colpendo col primo tempo vincente di Fabiana Brutti, col contrattacco della Cristanelli e con la spettacolare fast della stessa Brutti, conquistando la prima frazione per 25-21. Dopo una breve fase con le squadre in parità, la ripresa vede le ospiti portarsi al comando, andando alla prima pausa tecnica sull'8-4 grazie al solido muro e a una Fondriest in forma smagliante. Ale, adesso dietro stai in 1 e la Marica sta in 6, ok? Quindi dietro ci cambiamo. Va bene sempre a copertura corta, quindi tu stai sempre sotto e facilitiamo le rigiocate. Cerchiamo di variare il gioco, ok? Quindi non sempre la palla lì, ma facciamoli correre sotto rete. Simone Pollini fa entrare la giovane palleggiatrice Alessia Orlandi per la Martin, non al meglio della condizione. Le ragazze dell'Isuzu Cerea lottano tenacemente, murano la Cristanelli, difendono e contrattaccano a punto con 2 potenti schiacciate consecutive di Roberta Zampieri, agganciando l'Antares sull'11 pari. Le ospiti però replicano immediatamente con 2 bordate di Lisa Ambrosini e con un muro vincente sulla centrale Stefania Scarpariolo, subentrata a Camilla Adamoli. Le atlete di Greca Pillitu riprendono il controllo del match, imponendo la loro supremazia nel gioco al centro e nella fase di muro difesa. In vantaggio sul 16-12, l'Antares spinge forte sull'acceleratore, colpendo in sequenza con Ambrosini, Brutti e 2 ace della Fondriest. Il Cerea è tramortito da un micidiale break di 7 punti che manda le ospiti sul 24-13. La Zampieri, grande combattente, delizia il numeroso pubblico di casa con uno spettacolare contrattacco in pipe, ma la battuta fuori della Scarpariolo pone fine al secondo parziale, vinto dall'Antares con un largo 25-14. Wish that I never met you, and I wish I'd never seen your face, but con la Martina di nuovo in campo al posto della Orlandi, il Cerea tenta il tutto per tutto, cercando di riaprire un match divenuto decisamente in salita. La fase iniziale del terzo set fa sperare i tifosi ceretani, dato che le proprie beniamine con un perentorio break di 4 punti si portano in vantaggio sul 7-3.
Il buon momento del Cerea però svanisce presto perché l'Antares si riorganizza e risponde con una serie di trimuri vincenti di Cristina Ballardin e della straordinaria Fondriest, superando le locali sull'8-7. Coach Pollini dà fiducia ad Eva Borin, inserendola al posto della Kemmel, anche lei in precario stato di forma per i postumi di uno stiramento al polpaccio. La fortissima Zampieri si conferma attaccante di classe superiore, schiantando nel campo dell'Antares 2 missili di inaudita potenza. Le ospiti tuttavia non si scompongono, dando prova di grande solidità, tenacia e intelligenza. Come già avvenuto in precedenza, anche la terza frazione si sviluppa sul filo dell'equilibrio fino all'11 pari, quando l'Antares imprime l'accelerazione risolutiva con 2 battute punto dell'Ambrosini, con la galta rossa e con un muro vincente sulla Mazzi, volando sul 17-11. Il break ha un effetto devastante, prosciugando le ultime energie nervose del Cerea. Alessia Mazzi colpisce da posto 2, ma le ospiti difendono il vantaggio murando la Borin. L'Antares si avvicina rapidamente alla meta, spinto da Lisa Ambrosini e Silvia Fondriest, le migliori in campo rispettivamente con 15 e 14 punti totali, 6 i muri vincenti della giovane centrale. Un potente attacco della Zampieri è respinto, l'alzata in bagger della Michelini è imprecisa e la piazzata della stessa Zampieri tocca la stina, chiudendo sul 25-16 per l'AEP Olivieri il terzo set e l'incontro. Io ritengo, e questo secondo me lo dimostriamo anche nel campo, che la forza della nostra squadra sia comunque nel gruppo. Sembra una banalità, una cosa che si dice sempre, però poi questo è quello che abbiamo fatto vedere anche nei momenti di difficoltà, nell'aiutarci l'una con l'altra, nel darci un consiglio, nel coprirci nei momenti di difficoltà, insomma. Quindi io punto su questo e spero che riusciamo a dimostrarlo anche nella prossima fase del campionato. Siamo un bel gruppo, ecco. Io posso dirmi che quest'anno sono contenta perché forse non mi era quasi mai capitato nella mia vita di avere una squadra composta da 11 atlete e tutti e 11 quasi dello stesso livello. Questo mi consente di poter avere un buon livello di gioco durante l'allenamento e anche poi in diverse situazioni, perché ci è capitato in alcune partite che ho cambiato 3 giocatrici e ho vinto la partita così. Poi ultimamente c'è stato anche l'inserimento e il ritorno di Monica, che non è ancora in piena forma e quindi non la sto utilizzando. Però ecco, è un bel gruppo, è un gruppo che comunque partecipa e cresce e ha voglia di crescere e in qualche modo io cerco di aiutare e loro aiutano me, perché anche per me, ripeto, è una crescita. È un gruppo che io non comando, è un gruppo che condivide con me quelle che sono le scelte, quindi ognuno mette quello che ha di suo e questo è quello che è il nostro risultato. Loro sicuramente sono stati più costanti, probabilmente la costanza è l'elemento principale che ci manca quest'anno, oltre ai vari infortuni di palleggiatori, attaccanti o altre cose così. Noi siamo partite battendo bene, mettendole in difficoltà e fino a lì insomma, siamo riusciti a stare pari coi punti. Nel momento in cui è calata la battuta, è calata la nostra ricezione e i centrali non riuscivano ad attaccare, le bande comunque erano sempre in difficoltà, purtroppo il risultato è stato questo. Loro hanno commesso pochissimi errori e hanno delle percentuali positive molto elevate rispetto alle nostre. Quindi da un punto di vista tecnico diciamo che la differenza è senz'altro dovuta ad una maggior precisione in tutti i fondamentali e ad una quantità di errori molto bassa. Noi da parte nostra non riusciamo a avere questa regolarità di gioco anche perché tutte le settimane ci alleniamo in emergenza, siamo bersagliati dagli infortuni e allenarsi con 6 e 7 effettivi diventa difficile. Non riusciamo a provare il gioco spesso con il palleggiatore e quindi la cosa la paghiamo sicuramente il sabato. Le potenzialità nella squadra ci sono, purtroppo non abbiamo trovato ancora quella amalgama per venirne un pochino fuori, però faremo di tutto per sollevarci da questa situazione e di vincere qualche partita portando a casa qualche punto, anche perché non ho visto nessuna squadra impossibile in questo girone. Quest'anno il livello della B1 si è un pochino abbassato. Abbiamo combattuto anche con squadre al vertice, quindi almeno di portare a casa i punti con le nostre pari o concorrenti per la salvezza.